Bene raga, ciao a tutti del commentone veneziano, siamo a Silverstone per un'altra tappa del mondiale, ho abbassato al 15% così da poter stare più tranquillo e fare due gare un po' più velocemente perché se vogliamo fare 3 stagioni, sarà lunghetta. Ancora pole position per Michael Schumacher che sta veramente dominando le pole quest'anno, un po' più sfortunato in gara, poi Hakkinen, Ed Irvine, Ralf e tutti gli altri, noi solo noni, però dai, c'è un po' di margine per fare punti, ecco. Ciao raga. Schumacher fuori. Schumacher fuori, a me ne sbatto sinceramente. Ragazzi, porca miseria, mi sono accorto che non avevo avviato la registrazione. It's incredible, raga, siamo terzi, comunque ancora Schumacher e Hakkinen in fuga. Coulthard e Schumacher si sono... Michael si è ritirato, che è un incredibile pole, ma poi si ritira sempre. E Irvine ai box perché ha fatto un incidente con David Coulthard che nelle retrovie. Quindi incredibile, raga, scusate, mi sono dimenticato di avviare, oppure non si è avviata, non capisco. A volte il GeForce Experience vaneggia. Quindi questa è la situazione, comunque una buona situazione. Siamo messi bene anche con Demon Hill. Il problema è che i primi due sono veramente in fuga. Bisogna capire se Schumacher ci sarà dalla prossima. Fatalità si è ritirato qui a Silverstone. Come in realtà che ha fatto quel brutto incidente. Sarebbe importante, so, se c'è il ritiro di Schumi, il terzo posto è possibilissimo e quindi prendere un sedile migliore per la prossima stagione. Mamma mia, Ralph. Ralph Schumacher sta letteralmente volando. Giro record di Coulthard. Attenzione, Demon Hill è vicinissimo, no? Adesso rischio. Non facciamoci del male. Ma va sto gol. Panis fuori, motore, motore. Devo tenerlo questo podio assolutamente. Calma, raga, calma. Manca ancora tanto, purtroppo. Grande Ralph oggi, eh? Sto guidando con la paura e si vede. Demon Hill ancora, vabbè, basta però, dai. Sono sicuro che facciamo l'incidente io e Demon. Giro record di Ed Irvine. Tanto Hill si è fatto superare, ovviamente. Ancora problemi? Gara con molti ritiri oggi, eh? E incidenti.
Fuori Takagi, motore anche per Tora. Takagi. Demon Hill ai box, demonio ai box. Io non ho sentito contatti, sinceramente. Adesso c'è Zanardi. Niente, sul dritto siamo lenti, quindi penso già al Gran Premio di Hockenheim. Qua c'è una yellow flag. Gran sorpasso qua di Kume Frentzen. Devo tenere duro e tenermi sto podio a tutti i costi. Zanardi è veramente vicino. Hakkinen vuole questo mondiale, la McLaren vuole questo mondiale. Dai Kume, dai. Adesso finalmente ha preso un po' di vantaggio su Zanardi. Qua ha recuperato molto Alex. Zanardi di nuovo vicino. Occhio ad Alex. Ok, inizia l'ultimo giro, vi prego, Fiori. Forse ho messo più carburante del normale. You're starting your last lap. Last lap using RFA. Ale, è vicino Ale. No, si prende anche l'interno. Aia. Now we've got a shot at some point. Grande Kume. E se la riprende su Alex. Di rabbia, di cattiveria, di arroganza anche forse. Tanto, ennesima yellow flag. Fuori Johnny, Herbert, sospensioni. Mamma mia che gara oggi. Tanto mi serve sto podio. Tanto vince Mika Hakkinen su McLaren. Ed è un grandissimo podio per Frentzen dal nono posto. Godo, godo, godo. Yes! Yes. Oh yes, baby. Raga, come da previsione non c'è più Shubi perché si è infortunato, quindi arriva Mika Salo che stampa la pole, ragazzi, sul giro secco la Ferrari domina. Noi disastrosi, oggi non c'è passo, non c'è nulla. Finiamo 19esimi, sarà durissima. Vai raga, sarà durissima. Okay.
Yeah, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. Dai raga, devo recuperare subito. Devo fare una prima curva un po' crazy, ve lo dico, crazy come. Sfruttiamo alla grandissima, yellow flag subito. Dopo qualifiche balorde, Alesi fuori. Alesi fuori, incidente per Jean. Fantastic, perfect start to the year, well done. Grande recupero. Subito ritiri, subito incidenti. Sfruttiamo anche questo. Non tentare il miracolo, non c'è Schumi. Il terzo posto è possibile. Dai Kuma. Dai che... Tanto Paul Irvine vuole il titolo, signori. Eddie Irvine vuole il titolo. Tanto lotta che può favorirmi. Mamma mia, cosa si è inventato su Ralphie il Kuma. Tanto Trulli e Alesi fuori dai giochi per un incidente alla prima curva. Pedro di inizia i box. Johnny Herbert e box. Mamma mia, quanto... Quello è stesso il bordello alla prima curva. Perché Barrichello dobbiamo e possiamo superarlo anche noi. Ho bisogno di qualche punto per non perdere troppo. Tanto la vittoria del titolo secondo me sarà in carrozza per Mika Hakkinen. Però Irvine sta siglando giri record a nastro. Non riesco a stare davanti a Rubigno. Tanto ancora yellow flag. Niente. Non riesco a prendere la Stewart. Quella pole di Mika Salo pazzesca, eh. Dopo ha perso 52 posizioni. Ah, madonna, Irvine. Giri record a ogni giro, raga. Super Fantaeddi. Qua provo anche Frenza in gran giro, secondo me. Ti guadagno molto su Wurz. Dai, devo prenderlo però Barrichello. Siamo abbastanza vicini. Scusate se parlo poco, ma sono iper concentrato adesso. Abbiamo la Stewart davanti, mamma mia. Anche non abbiamo un passo incredibile, eh.
purtroppo. Oh, ma un ritiro davanti, mai. Niente, mi avvicino ma non riesco a prendere Rubigno, pazzesco. Jordan un po' sottotono oggi però, eh. Dai, almeno Barrichello. Anche un punto può essere importante. Comunque la Jordan in realtà è migliorata perché vedo adesso il stabilmente in zona punti. Bella questa, qua è buona, dai. Dai che il Cume a caccia. Ma Dio santo, Barrichello. Ma guarda! Mamma mia! Colpa anche della tastiera. Diamo colpe alla tastiera. Coulthard è già a 5 secondi, però. Ho paura che se tutto va benissimo, finiamo sesti. Demon Hills quinto. Vediamo se riusciamo a rosicchiare qualcosa. Demonio. C'è Wurz che rompe i maroni. Ci vuole un incidente o un ritiro davanti. Io non ho passo, ragazzi. Su sta gara non ho passo. Però sto recuperando su Demonio, eh. Forse è in bagarre Demonio con Coulthard. No, in realtà no. Dai che forse ce lo ciucciamo, Demonio. Se non sbagliamo niente. No, adesso li guadagna Demonio. Forse piccola sbavatura. Siamo lenti oggi. Voglio arrivare terzi in sto mondiale. È l'obiettivo che serve per avere il sedile che voglio. Nella seconda parte recupero molto. È il primo settore che perdo tantissimo. Wurz è vicino ancora. Domaroni Wurz.
Ripeto, se tutto va bene, sesto posto. Mamma mia. Non può ritirarsi Irvine. Sarebbe fondamentale. No, sbaglio io. Andata. Andata, ragazzi, incredibile. Macchina bloccata. Ritiro che non ci voleva, era un punto importante comunque. Nulla da fare, non risponde più la Jordan Mugen di Heinz Harald Kube Frentzen. Frentzen è fermo, Frentzen è fermo. È un simile semplice incidente. Incidente mi dà, però la macchina non partiva, cioè. Vabbè, andata raga con il bellissimo sedere quadrato del commissario. Raga, ecco la classifica con un Frentzen che si sta, diciamo, allontanando dai top, dalla top position. Coulthard che è il problema perché Schumacher è comunque fuori e comunque rientrerà. Schumacher deve cercare di accumulare più punti possibili. Però Coulthard è molto vicino, sarà duro arrivare terzi, ma ci devo provare a tutti i costi. Nella costruttori siamo terzi, abbastanza tranquilli come McLaren e Ferrari che lottano bellissimo mondiale per il primo posto. Qua abbiamo la pole di Mika Salo, pazzesco, comunque dominio Ferrari con 8 pole, una McLaren. Noi questa stagione abbiamo finora 9 gare, 2 vittorie, 3 podi e 3 ritiri. Ancora 0 pole position. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!